Quest'anno a penalty abbiamo deciso di premiare un pararigori, nel senso che penalty, la sua parola in italiano è semplice, calcio di rigore. Quest'anno ha indetto un premio molto strano, molto particolare, si chiama penalty 11 metri e serve anche per premiare appunto un portiere che si è particolarmente distinto contro i rigori. E la particolarità di questo premio sta nel fatto che sarà uno stesso dirigente della società di cui è tesserato a premiarlo. E allora invito qui sul palco per ricevere il premio speciale penalty 11 metri Stefano Caruso del Paternò Calcio. Ciao Stefano. D'altra parte con un portiere così alto è impossibile. Vabbè, alto. Beh, non è che sei basso però è anche vero che quando uno insomma si trova di fronte a una persona di questo genere probabilmente un po' di paura la incute. Ma diciamo che quest'anno è andata bene. È andata bene. Allora a premiare il nostro Stefano Caruso, vincitore del premio penalty 11 metri, sarà il tuo direttore sportivo, perché la caratteristica di questo premio è che è proprio un dirigente a premiarti della tua stessa società. Ed invito qui Aldo Bufalino, il direttore sportivo del Paternò. Ciao Aldo. Allora, consegniamo ad Aldo il premio che a sua volta lo passa a Stefano, a dimostrazione insomma che il penalty è quello decisivo o in positivo o in negativo. In questo caso è stato positivo. Aldo, a Paternò insomma state resettando tutti perché il prossimo anno sarà l'anno tra virgolette forse della vendetta. Dovrebbe essere l'anno zero, diciamo. Ora la prossima settimana ci incontriamo con gli altri dirigenti e vediamo il da farsi. La tua esperienza ti porta comunque a credere ancora una volta che Paternò è una piazza troppo importante per rimanere fuori quantomeno dalla Serie D? Ma Paternò ha una storia, ha una Serie C sulle spalle, deve ritornare su quel palcoscenici. Se c'è l'organizzazione si va ovunque. Se c'è l'organizzazione e le persone giuste, sì, certo. Benissimo, allora noi ti consegniamo la targa di partecipazione in ricordo della tua presenza qui ai Penalty Awards 2018. Grazie a Aldo Bufalino e a Stefano Caruso per quanto riguarda la vittoria finale a penalty 11 metri.